Allora, siamo venuti da 3 vittorie consecutive. Abbiamo messo in cassaforte 2 vittorie con l'Argentario nel doppio derby di 2 settimane fa. E la settimana scorsa ci siamo portati a casa con un big match importantissimo con la Warner Volley Gorle. 3 vittorie di fila e la corsa del Bolano Volley non vuole assolutamente fermarsi qui per mettere, diciamo, non matematicamente ma abbastanza al sicuro il discorso salvezza. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Pala Busnago di Busnago per il recupero della 13ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B tra la Dolcos Volley Busnago e la Rotoplas Volano Volley. Allora, come ho detto, veniamo da 3 vittorie consecutive e ovviamente c'è la gran voglia di... Abbiamo ovviamente la gran voglia di... Abbiamo veramente la gran voglia di continuare ad allungare la serie e riuscire ad arrivare a un buon risultato. Allora, ringrazio subito Andrea Zeli, il nostro scoutman, che dopo ci fornirà tutti i tabellini alla fine di ogni set, Alan Berloffa e Fabrizio Saba che curano la parte tecnica, e andiamo con i roster che vi presenta il nostro regista. Shut up and sit down. Shut up and sit down. Allora, il primo arbitro ha fischiato alle squadre di uscire, quindi siamo quasi pronti per iniziare questa 13ª giornata. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Gabriele Barbieri di Padova, insieme a lui ci sarà la signora Elisa Vigato di Padova. Ci siamo allora, manca davvero poco all'inizio di questa 13ª giornata. È un crocevia importantissimo per Busnago, perché poi attenderà un tour de force contro 2 fortissime squadre. Noi invece, dopo questa partita, avremo un altro importante scontro salvezza contro Bedisole, e dopo la pausa di Pasqua andremo a Offenengo e chiuderemo la stagione con la Williams Atreto. Quindi il primo derby, possiamo dire che il pensiero era rivolto subito al derby, e quindi ci siamo. Allora auguro un buon lavoro al nostro scoutman Andrea Zeni e ai nostri registi Saba e Berloffa, e ovviamente a tutti voi l'augurio di un buon divertimento, perché da adesso non si scherza più. Allora stanno per scendere in campo le due formazioni. Allora, le ragazze del Volano Volley scenderanno in campo con la divisa nero-oro, mentre le ragazze del Busnago scenderanno in campo con delle magliette bianche, col libero di maglietta dorata, giallo-nera. Allora, ci siamo.
squadre hanno fatto il loro saluto sulla linea di seconda. Probabilmente non sarà previsto, non dovrebbe essere previsto il cambio campo neanche in questa partita. Allora, intanto ringrazio lo scoutman Andrea Zeni che mi ha ridatto la lista aggiornata della squadra avversaria. Ci siamo allora. E speriamo che sia di buon auspicio queste 3 vittorie di fila da parte delle nostre giocatrici per provare ad allungare la striscia, ma come abbiamo detto nel post di presentazione che sia anche un buon modo per portare ancora la linfa di gioco che per quasi un mese da stagione ci era mancato. Allora, le squadre vengono chiamate sul terreno di gioco. Lo starting six della Rotoblas è quello dell'ultima partita, quindi De Val come capitana farà il primo centrale, Bonafini nel ruolo di palleggiatrice, e poi avremo Livia Tresoldi come secondo centrale, poi Pucinic e Bellini nei ruoli di schiacciatrice, Petruzziello nel ruolo di opposto e come libero ovviamente la nostra Piero Bon. Mentre dal lato della Dolcos Volley Busnago dovrebbe essere Erba palleggiatrice numero 2, poi la numero 8 Corneli Camilla, il libero sarà la numero 7 Sara Pistocchi, la numero 10 capitana Bonetti Marica. E intanto fischia l'arbitro, quindi comincia il match. Nadia Rossi, numero 14, prima palla servita, Bonafini, De Val, non c'è il tocco a muro e quindi primo punto a favore della Dolcos Volley Busnago, 1-0, primo punto firmato dalla formazione allenata da Mario Motta. Ricordiamo che nel match d'andata la Rotoblas è stata battuta all'Arena Biancorossa per 3-1, questo per dovere di cronaca. Bellini il primo attacco, difende Sara Pistocchi, l'attacco di Bonetti con mani out di De Vale e Bonafini è 2-0 per la Dolcos. Allora 2-0 a favore della Dolcos che è partita con il piglio giusto. Prova il pubblico della Curva Marione a caricare la squadra che al momento, come detto, sta subendo un break di 2-0. Servizio ancora di Erba su Alice Bellini, Bonafini per l'attacco di Bellini, attenzione murata, Bellini però salva la Rotoblas. Attacco di Pucinic in pallonetto, non va a buon fine, Erba in palleggio, pallonetto difeso da De Val, dall'altra parte ancora la Rotoblas con il pallonetto di Bellini, difende, ha provato a difendere Bonetti. Primo punto anche per la Rotoblas Volano Volley che adesso si porta sul 2-1. Aurora Bonafini al servizio adesso per la Rotoblas Volano Volley. Votazione un po' più privilegiata del solito. Prova Bonafini, palla out, 3-1 per la Dolcos. Servizio adesso nelle mani della capitana Bonetti. Attacco, serve su Bonafini e Piero Bonafini, Petruzziello, mezzo alle mani di Rossi e Crippa. 3-2 il punteggio per la a favore di Dolcos. Bellini al servizio per la Rotoblas. Vediamo l'attacco di servizio di Bellini e arriva l'Ace. 3 pari, servizio vincente di Alice Bellini. Hanno provato a battezzare l'auto ma non c'è stato nulla da fare. Allora adesso vediamo ancora Bellini, battuto sul libero Pistocchi. L'attacco vincente di Nadia Rossi, 4-3 il punteggio, torna in vantaggio la Dolcos. Servizio di Francesca Crippa. Ecco il servizio di
Crippa su Piero Bon, però free ball che sfrutta subito Sofia Fenzio. 5-3 adesso per la Dolcos. Ancora Francesca Crippa al servizio, battuto su Piero Bon. Bonafini per Pucinic, in pallonetto però difende Bonetti. Dall'altra parte l'attacco però di Cornelli non va a buon fine. 2-0 e 5 pari. 5-4 per la Rotoblas. Volano volley. Le va al servizio che per poco non si trasformava in un punto, ma arriva lo stesso la parità al pala Buznago. 5 pari in frazione di quarto tocco. Jesse, finisco anche al coro adesso, così faccio un po' anche la parte mia. Attacco di attenzione di Rossi che non va a buon fine. Levarin, Bagher, Petruzzello all'indietro, Pistocchi, Erba, attacco, mani out purtroppo, vincente l'attacco. 6-5 il punteggio. Cambio di lì. Scusate, in realtà aveva difeso Federica Foscari, non Sara Pistocchi. In realtà chiedo scusa perché me ne sono reso conto adesso che c'è anche il cambio di libero. Quindi 6-5 il punteggio. Battuto il servizio di Nadia Rossi su Bellini. Bonafini, Petruzzello, fallo di doppia, fischiata la doppia a Bonafini, errore al palleggio, quindi 7-5 a favore della Dolcos. Time out per Luca Parlatina. Andiamo con gli sponsor. Respira, la libertà ha un profumo, è nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira, la gioia ha un profumo, è quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira, la bellezza ha un profumo, è quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira, sei in Trentino. Eccoci di nuovo in diretta, 7-5, pala Buznago di Buznago. 7-5 a favore della Dolcos. Allora, prima di riprendere la partita mando un saluto al nostro direttore sportivo Michele Boschi, che oggi non è presente per un impegno personale, però sono sicuro che ci sta vedendo durante questa partita. E un saluto anche al nostro vice allenatore Michele Brembilla, che anche lui è assente per motivi professionali, perché lui si trova a fare l'allenatore per la Serie C e quindi non è qua presente per questo motivo. Quindi mandiamo un saluto al nostro DS Boschi e al nostro allenatore in seconda Brembilla. Ti auguriamo buona partita se ci sta seguendo. Servizio di Rossi, free ball sfruttata ancora da Fenzio. 9-5 più 4 e Dolcos che adesso sta comandando la partita con un po' più di vantaggio. Non è ovviamente l'inizio che ci speravamo oggi, però la Dolcos è veramente chiamata a una cosa da dentro e fuori. Deve assolutamente fare punti, perché dopo avrà veramente un bruttissimo tour de force che potrebbe determinare la retrocessione o meno. L'attacco di Pucinic è molto telefonato questa volta. L'attacco di palle out, mani out di tre soldi, quindi l'attacco di Cornelli è vincente. Più 5 per la Dolcos. Ancora di Nadia Rossi, Bellini, Bonafini per Petruzzello, difende e la difende la numero 10. Attacco ancora di Petruzzello, difende stavolta Nadia Rossi. Erba, l'attacco di Muratto, free ball per la Rotoblas. Bellini, Bonafini dal lato di Pucinic, difende Bonetti e l'attacco di Cornelli è vincente. Più 6 Dolcos.
Time out per Luca Parlatini. Andiamo con gli sponsor. Eccoci nuovamente in diretta. Pala Busnago 11-5 a favore della Dolcos Volley Busnago. Rotobas che deve ovviamente ricominciare a macinare punti, perché sennò potrebbe mettersi un po' male questo set, perché adesso i punti sono ben 6. Siamo comunque all'inizio del set, quindi si può ancora riportare. Comunque di Rossi su Pucinic, Bonafini per Pucinic, Murata Pucinic però difende Bonafini, Bellini in bug. E l'attacco di Petrucciello vale. Terzo punto Rotoblas. 6-11 il punteggio. Servizio di Carli. Tutto su libero Foscari. Attenzione. Punto di... Ha provato Tre Soldi ad attaccare subito, ma gli si è ritorto contro perché il nastro gliel'ha dispedita nella metacampo trentina. 12-6. Servizio di Cornelli. Bellini riceve Bonafini. Petrucciello vincente. 30-12. Tanto è perché guardo così dalle grazie, quindi adesso il servizio Pucinic 12-7 a favore sempre della Dolcos. Battuto il servizio sul libero Erba, l'attacco difeso da Pucinic, ma deve concedere un pallonetto. Erba dal lato di difende, aveva difeso Bellini, poi l'attacco. 8-12 punteggio. Ridotto lo svantaggio. Servizio ancora di Pucinic. Tutto. Tre soldi. Livia. 9-12. Quindi siamo sul 12-9. Adesso il servizio è per Pucinic. Pucinic ancora, sempre sulla numero 12, sulla numero 10, scusate, Bonetti. Provato l'attacco alla Rotoplas, ma non è andata a buon fine, però la Busnago concederà una free ball adesso. Livia. Sì, punto di Livia. Mani out, Livia Tre Soldi 10-12. Siamo sul servizio ancora di Pucinic. Diamo ancora sul servizio sul libero Foscari. L'attacco out, mani out, l'attacco vincente di Bonetti. 13-10. Alan. È 4 partite che servono sempre quasi sempre sul libero. Servizio adesso per la Dolcos nelle mani della numero 5 Penzio. Bonafini. Petrucciello difende Rossi. Erba. Pallonetto di Cornelli che non va a buon fine. Pallonetto di Bellini anche stavolta non va a buon fine. Erba al centro sempre per Bonetti, per Cornelli. Mani out. 14-10 punteggio. Tornano 4 le lunghezze tra la Dolcos e la Rotoblas.
Servizio di Fenty. Oh, quelli sbaglia l'attacco. Si spegne in rete. 15-10. 15-10 il punteggio adesso. 5 lunghezze di differenza adesso. Ancora Fenzio al servizio. Cini che riceve. Bonafini. Prova l'attacco di secondo, ma ne gli va a buon fine. L'attacco anche di Cornelli non è andato a buon fine. Però l'attacco vincente. Sì, perché la palla è in campo. 16-10. Tornano più 6. Tornano 6 le distanze. Dopo aver rimontato quasi 4 punti, la Busnago ha rimesso 6 lunghezze. Bonafini, Bellini, in pallonetto, vincente. 11-16 punteggio per la Doncos. Livia Tresoldi a servizio per la Rotoblas. Battuto Livia sul Bonetti. L'attacco in campo, credo di Crippa. 17-11. Sempre 6 i punti di distacco. Allora il servizio adesso è il numero 11. Molto difficile questo attacco. L'attacco out. Sì, out l'attacco di Cornelli. 15-20. Adesso al servizio va la nostra capitana Jessica De Val. Battuto il servizio su Bonetti. 3 soldi subito, ma difende il libero 2 volte 3 soldi. Si prova una volta, ma la seconda va sempre in porto. Livia 3 soldi. 16-20. Ancora Jessica De Val al servizio. Battuto in rete il servizio. 21-16. Tornano 5 le lunghezze. Nadia Rossi al servizio per Bellini riceve Bonafini al centro. Livia 3 soldi, difende Erba. Bella di Pietro Pistocchi. 22-16. Tutto il servizio di Nadia Rossi, arriva l'Ace. 23-16 il punteggio. Massimo vantaggio Busnago più 7. Servizio su Bellini. Piero Boni in bugger. Free ball di 3 soldi. Erba. Centro attacco subito di Fenzio. 24-16 più 8. Busnago. Set ball per la Dolcos, che adesso ha a disposizione 8 palle 7 per portarsi a casa il primo set. Servizio battuto di Nadia Rossi, out. 17-24. Adesso il servizio va. Cambio. Rosita Civetta prende il posto di Carlotta Petruziello e Blerona Tasciolli prende il posto di Aurora Bonafini. Quindi cambia l'opposto e cambia il palleggiatore e li mette in una posizione differente, perché ha cambiato il palleggiatore per un opposto e un opposto per un palleggiatore.
capitano adesso è... dovrebbe essere Pucnik, se no. Diventa il servizio. Riceve Bonetti. Civetta, Tasciolli. Viene difeso il suo attacco. E chiude Camilla Cortelli. 25-17 il primo set a favore di la Dolcos Volley Buznago. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones shake you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Take you out. Do you feel your bones start to shake? Does the bones shake you? Do you feel your bones start to shake? Take you out. Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Take you out. Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Take you out. Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Eccoci nuovamente in diretta dal Palabudnago per la 13ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B. Allora, ricapitoliamo i punti di squadra realizzati partendo dalla squadra di casa del Busnago. 5 punti per Camilla Cornelli, 4 per Sofia Fenzio, 5 per Marica Bonetti, 1 per Francesca Crippa, 3 per Nadia Rossi. 18 punti di squadra, 7 punti realizzati sugli errori delle avversarie. Rotoblast, 1 punto per Deval, 3 per Livia Tresoldi, 3 per Carlotta Petrusiello, 4 per Alice Bellini. 11 punti di squadra e 6 su errori delle avversarie. Questo è il tabellino realizzato grazie alla collaborazione di Andrea Zeni, nostro scout, che mi fa piacere il tabellino, quindi ecco perché so i punteggi. Servizio battuto di Bonatti, erba, tacco impallonito di Nadia Rossi, primo punto rotto e Dolcos 1-0 il punteggio.
siamo. Servizio di Beatrice Erba su Piero Bon. Bonafini. Petruziello, attacco murato, però è vincente. 1 pari. 1 pari il punteggio. Servizio di Alice Bellini adesso. Battuto di Foscari. L'attacco difeso bene da Piero Bon. Pallonetto su Erba che difende. Foscari. Attacco murato da Pucinic, ma ancora nella metà campo. Dall'altro lato l'attacco vincente di Nadia Rossi. 2-1. Ha provato a battere dall'out, ma purtroppo non è servito. Due a 1 il punteggio. Servizio adesso nelle mani della capitana Marica Bonetti. Servizio battuto su Piero Bon. Bonafini dal lato di Petruziello. Vincente, 2 pari. Servizio di Deval. Tutto battuto di Deval su Foscari. Pallonetto di Nadia Rossi che non va a buon Bonafini. Pucinic in pallonetto. Caterina Pucinic. Primo vantaggio della partita per la Rotoblas Volano Volley. 3-2 in questo secondo set. Il di Deval. Battuto. Free ball per la Rotoblas. Bonafini. Petruziello. 4-2. 4-2. Petruziello. 4-2. Ancora Deval. Battuto. Erba. Attacco. Difeso benissimo da Bellini. Pucinic. Caterina Pucinic. 5-2. Al Palabudnago. 5-2 per la Rotoblas. Ancora Deval al servizio. Tutto ancora il servizio su il capitano Bonetti. Erba. Attacco. Murata. Muro vincente. Time out. Andiamo con gli sponsor. Allora, 6-2 il punteggio. Al Palabudnago però è vantaggio Rotoblas. Il servizio va ancora Jessica Deval. Dito battuto. Foscari. Attacco. Difensivo non va a buon fine. Attacco di Petruziello è vincente. 7-2. Jessica Deval ancora lì al servizio. Tutto ancora il servizio, sempre su Bonetti. Erba dall'altro proprio di Bonetti che però concede una free ball. Bonafini, attacco di Pucini che stavolta non va a buon fine. Foscari dal lato di Bonetti. Ha provato Deval, peccato.
3-7. Finisce qui la sequenza positiva della Rotoblast. Allora, 3-7 punteggio, servizio nelle mani di Francesca Crippa. Tutto su Bellini, Bonfini, Pucinic. Attenzione, adesso dalla parte di Muratta. Muro vincente, 8-5. Quindi 8-3 più 5. Carlotta Petruzziello il servizio adesso dopo questo muro vincente Rotoblast. Servizio. Erba. Attacco sbagliato. 9-3 il punteggio. Ha sbagliato Fenzio l'attacco. Cambio, esce Fenzio, Sofia Fenzio ed entra Sarazonta. Carlotta Petruzziello al servizio. Riceve Bonetti. Erba, l'attacco subito. Invasione contro la Rotoblast. Livia Tresoldi si lamenta perché ha detto di aver toccato la rete coi capelli, ma non con altri. Ma quindi è come. Allora i numeri sono giusti questi allora. Attenzione, Bonaffini. Attacco di Petruzziello, out. 5-9. Petruzziello, sacco, difende da Bonetti, Pucinic, difende ancora Budnago, attacco di Zonta, difende la Piero Bonaffini al centro per Bellini, attacco in campo, attacco in campo. Dieci a 5 il punteggio, era nettamente out la palla, ci è andata bene, attenzione Bonaffini chiede la rotazione. Foro con una base su tirolese, oppure dei Village People, possiamo dire, Go West, no? Pucinic al servizio, riceve Zonta ed è Zonta ad attaccare, difende Petruzziello però c'è una free ball, oh! E ritorta contro la doppia tocco, 11 a 5. Ancora Pucinic al servizio, un mezzo pasticcio del libero Foscari e credo della 14 Nadia Rotti. Pucinic riceve Bonetti, Erba dal lato di Zonta, difende Piero Bonaffini, Livia Tresoldi ed è il 12° punto, Livia Tresoldi. a 12 adesso per la Rotoblast. Battuto Pucinic su Zonta, Erba dal lato di Rossi, difende Pucinic, Piero Petruzziello ad attaccare, difende Foscari, Erba al centro per Bonetti, difende ancora Piero Bona fino al centro Pucinic, difende Nadia Rossi, dall'altra parte pallonetto Zonta, Petruzziello dall'altro lato Bellini, che c'è, oh ci credo, ma deviata nettissima questa, ma è deviata nettissima questa, ma non ci credo.
Non ci voglio credere a quello che ho appena visto. Ma questa è la deviazione nettissima. Clamoroso erroraccio del secondo arbitro, che l'ha vista out. Mamma mia. Non ci voglio credere. Servizio di free ball. Difende Piero Ball, ma niente da fare. 7-12. Però, mamma mia, cerco di essere il più imparziale possibile, però qua era nettissima. Time out Rotoblast. Andiamo con gli sponsor. Eccoci di nuovo in diretta. Pala Butnago e 7-12 per la Rotoblast. Dicevo, io cerco di essere il più imparziale possibile, però quando ci sono svinte clamorose anch'io me ne rendo un po' conto in diretta. Servizio battuto, Bellini. Buona finta dal lato di Bellini. Vincente. 14-17 più 7 Rotoblast. Via 3 soldi al servizio. Battuto. Servizio su Foscari. Erba. Bonetti. Out. Out l'attacco. 14-7. 14-7. E Livia 3 soldi al servizio. Battuto Livia. Tacco murato. Difende però la infatti c'era il quarto tocco, infatti 8-14. E ovviamente il tabellone sbagliato è 15-7 in realtà. Il quarto tocco in realtà. 15-7 in realtà sarebbe, non è 14-8. Erba. Murone! 16 a 7. Segnapunti del palazzetto si è un po' addormentato, non ha aggiornato il punteggio. 3 soldi. Out il servizio. Diventano 8 i punti della Dolcot. E appunto è 16-8 infatti. Servizio. Bonafini. Petruziello vincente. 17-8. E 17-8 adesso. Continua a non capisco perché il segnapunti non aggiorna il punteggio. Bonafini. Bellini. Pallonetto. Vincente. 19-8. Scusate, 18-8. Attenzione. Attacco difesa ancora da Bellini. Bonafini. Petrusiello.
E diventano 19. 19-8. Buona fine al servizio. Buona fine ancora lei al servizio. Erba. Attacco. Adesso 19 a 9. Allora il tabellone, per essere corretto, deve avere un punto in più per noi. Erba al servizio. Si riceve. Bonafini. Deval Murata. Dal lato di Bellini. È vincente. 20-9. a 20 a 9. Difeso Bellini. Deval. Vincente. 21 a 9. Time out, time out Dolphins. Torniamo agli sponsor. Risveglio. Tornano i colori, i profumi, i suoni, la luce. Finalmente primavera. Respira. Sei in Trentino. Allora, dal segnapunti elettronico ci dicono, dal segnapunti arbitro ci dicono che è 9 a 20 il punteggio, quindi ve lo aggiorniamo così. Allora, c'è stato un cambio per la Dolcos, è uscita Zonta e quindi è rientrata Cornelli. Difeso. Out. Questa era out anche questa probabilmente. Ancora, questa un'altra volta out. Ancora cambio. Entra Valentina Sarti Cipriani per Rossi Nadia. Servizio di Di Tommaso. No, scusate, non di Dito. Bonafini, free ball. Erba al centro. Difende ancora Piero Bon. Bellini. Bagger Pucnik. Out. Ventuno a 10. 21 a 10. Deval, tutto il servizio, arriva a 10. Altro cambio. Di Tommaso prende il posto della capitana Bonetti. Jessica Deval al servizio. A tutto il servizio di Tommaso. Attenzione. E arriva il 23esimo punto sull'attacco sbagliato di, credo, Sarti. Jessica Deval al servizio. Infatti non ho capito questo coro che non l'ha curata nessuno. Deval al servizio. Si spegne in rete. 11 a 23. Servizio adesso nelle mani di se leggo bene l'11.
Sì, Crippa su Bellini. Buona fino al centro, 3 soldi. Fino a 3 soldi, 24-11. Dead ball, Rotblat. Carlotta Petruzzello al servizio, 13 palle set per la Rotblat. Di pari per i conti. Prima andata, servizio out 12-24. Servizio di Valentina Sarti Cipriani. Servizio battuto su Piero Bonafini. Livia che chiude. Livia 3 soldi, 25-12. 1 pari al Palabugnago. Torniamo tra poco in cosa per il titolo del terzo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you. Ah, quindi è dentro Guglielmi adesso. Ok. Allora, di nuovo in diretta al Palabusnago, 1 pari, il quoziente set a favore di nessuno. Mi sto visto di dire a favore di qualcuno quando siamo in parità. Allora c'è un cambio, dovrebbe essere uscita Crippa per la numero 18 Guglielmi. De Valle in pallonetto, telefonato. Palleggio Vincente! Poi il muro Vincente! Primo punto Rotoblat.
Bonafini, primo servizio sempre del set, per favore suo. Erba. Attacco in pallonetto, difende Bonafini. Piero Bona dal lato di Petruziello. Attenzione. Ancora Bonafini difende. Piero Boni in bagger. Bellini. 2-0 Rotoblast. 2-0. Aurora Bonafini al servizio. Battuto il servizio su Cipriani. Attacco out, sì. 3-0. Attacco out di Bonetti. Allora, invece che Spencio e Cornelli e Spencio 5. Ancora Bonafini, scusate, al servizio. Erba. Attacco ancora di Rossi, difeso da Bonafini. Bellini in campo! Anche Fortunata. 4-0 Rotoblast. Bonafini al servizio, ancora lei. 4-0 Rotoblast, terzo set. Vito battuto. Attacco bello. Difesa dalla Rotoblast. Erba. Dal lato pallonetto. Piero Bon. Peccato. 1-4. Primo punto anche per la Dolcos, che firma il suo primo punto del terzo set. Servizio di Bonetti su Piero Bonafini. Bellini. Out l'attacco. Sì. 2-4. Non c'è il tocco a muro. Ancora Bonetti al servizio. Servizio. Arriva l'Ace. 3-4. Servizio ancora di Bonetti. Piero Bonafini. Petruziello, Muratta, però salva ancora la Dolcos. 4 pari. Nuovo parità al Palabudnago, 4 pari. Servito battuto su Pucinic, Bonafini. Bellini, difende Erba. Pistocchi. Murata, Petruziello. Deval, Bonafini. Bellini ancora. Pallonetto, difende Rotti. Pallonetto dall'altra parte di Portelli. Vince il punto out. Portata di... Fischiata una portata. Fischiata la portata. Scusa. Ho toccato lo schermo. Era palese. Time out. Rotoblast. Andiamo con gli sponsor. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Nuovamente in diretta al Palabudnago. Dopo un break di 4-0 dalla parte delle ragazze di Luca Pallattine, il riscatto da parte delle ragazze di Mario Motta, che tornano in vantaggio 5-4. Ripeto ancora di Bonetti, di Bellini. Bonetti dal lato di Petruziello a toccare l'asta. Terzo punto per Budnago. 6-4.
Bonetti ancora lei al servizio. Fa tutto il servizio di Bonetti su Puccini. Bonappini, De Val. Niente, tocco a muro. Break pesantissimo. 7-0 per Buznago. E adesso conduce il set per 7-4. Ancora Bonetti in servizio. Riceve Piero Bonafini. Petrucciello murata da a 4. Bonetti, Piero ancora Bonfini, De Valle in pallonetto, salva Erba, Pistocchi, attacco di Rossi, difende Puccini, Bonafini, Petrucciello, vincente l'attacco, mani out di Petrucciello. Interrompe qui il break negativo di 8 punti. Bellini, servito battuto su Pistocchi, Erba, attacco di difeso da Piero Bon e Puccini vincente. 6-8. Grande difesa di Piero Bon sull'attacco di Cornelli. Ancora Bellini al servizio. Battuto su Bonetti. Erba. Attacco di Rossi, difeso da Piero Bon. Puccinic difende stavolta sempre con Bonetti. Attacco Murata. De Val di Petrucciello. 7-8. Ancora Bellini al servizio. Pistocchi. Erba al centro per Bonetti. Difende Piero Bon. Bonafini dal lato di Petrucciello. Petrucciello! Parità, 8 pari. Ancora Bellini al servizio. Pistocchi. Erba. Rossi difende Petrucciello. Bonafini dal lato di Puccini. Murazza stavolta è 9-8. Di nuovo vantaggio Dolcos. Buon break comunque della Rotblatz che aveva riaccorciato le distanze. Era riuscita a ripareggiare i conti al Palabusnago. Bonafini. Puccini. Provato l'attacco. Tocca l'asta ed è 9 pari. Nuovo parità al Palabusnago. Jessica De Val, la nostra capitana al servizio. Ace! Vantaggio Rotblatz. Provato a battezzare l'out ma la palla era in campo, quindi vantaggio Rotblatz 10-9 con l'ace di Jessica De Val, la nostra capitana. Ancora il servizio, riceve Bonetti. Erba dal lato di Rossi, deviata dal muro. 10 pari. Nadia Rossi al servizio.
Sicuro che la 14 si chiama Nadia Rossi. Mi ricorda quella della Don Corleoni. Ah. Erba free ball per la Buznago. Difende. No. La palla va contro il primo arbitro. 11-10. Sorella? Hanno lo stesso nome però. Sicuro, ma come non sembrava Nadia Rossi anche quella? Fa venire un lapsus. Pucnik. Vincente! Ci pari. No, perché mi sembra di averlo già letto. Petrucciello al servizio. Stocchi. Ah, scusate. Difende. Piero Bon. Vincente per Bellini. Vincente. Trovato la difesa. Foscari. In realtà era il libero. 12-11. Vantaggio Rotoblast. Si alza il coro Alice Bellini a Leo. Petrucciello al servizio. Si spegne in rete stavolta. 12 pari. Intanto scusate, non vi avevo letto i punti della squadra. E vi chiedo umilmente scusa. Bellini riceve. Bonafini. Livia! Sì, campo, da 15-12. Allora, ve li leggo veloce. 6 punti per Petrucciello, 5 per Livia Trestoldi, 3 per Jessica De Val e Caterina Pucinic, 4 per Bellini. 21 punti di squadra, 4 su errore. Lato invece Buznago, 4 punti per Nadia Rossi, 2 per Bonetti, 6 punti totali. E 6 punti su errore degli avversari. 13 pari adesso il punteggio. Ero talmente preso dalla grande sequenza che avevano fatto queste due squadre che mi sono dimenticato dei punti. Servizio di non si legge bene il numero. Livia. 3 soldi out. 14-13. Piccolo spavento. Livia Trestoldi adesso al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. 14-13. Livia si impegna in rete. 14 pari. Beatrice Erba al servizio. Su Bellini il servizio. Bonafini deve correre per impegnarsi. Bellini difende Foscari. Attacco difeso da Pucinic. Bellini. Mani out. 15-14 Rotoblast. Per finire il servizio riceve numero 8. Attacco out di Nadia Rossi. Sì, out. 16-14. Erba, centro. Attacco velocissimo di Pentio. 15-16. Servizio di Bonetti.
Bellini ad attaccare. Difende Bonetti. Erba. Dal lato di... difesa di... Grande difesa di Piero Bon, però free ball. Riceve Bonetti. Erba. Pallonetto! Di Nadia Rossi. 13 pari. Molto equilibrato questo set. Servizio di Bonetti per Bornago. Vucinic. Bellini. Out. 17-16. Ha provato a due mani a metterla nell'angolino in fondo al campo, però troppo forte il suo attacco. 17-16. Busnago. Ancora Bonetti al servizio per la Dolcos Volley Busnago. Impegno in rete. Sette pari. Alice Bellini. Di Bellini. 17. Servizio, quasi a baciare col piede la linea. Attacco di Cornelli, vincente. Cornelli? 8, vero? Quattro pari. Servizio difenso, riceve Bellini. Vucinic. Sì, vincente l'attacco. Mani out, 19-18. Richiamo col cartellino giallo per la panchina di Busnago per l'esagerata protesta. 19-18, però un altro errore qua, perché non c'è stato di nessuno il tocco a muro, e lo devo dire sportivamente, come non c'era prima, come prima c'era il tocco e prima non e adesso non c'era, dobbiamo ammetterlo. Jessica De Val al servizio. Su Bonetti. Erba. Nadia Rossi ad attaccare. Difende Bonetti. De Val in bugger. Petruziello. Bonetti. Difende. Erba. Attacco di Cornelli. Passa in mezzo alle mani del muro. 19 pari. Nadia Rossi al servizio. Vucinic attacca, difende Bonetti. Sempre Bonetti ad attaccare, difende. Difende Pucci. Petruziello ci ha provato. 20-19 vantaggio Dolcos. Volley Busnago. Time out, andiamo qui.
Il volo però è largo. Allora di nuovo in diretta, 20-19 punteggio. Nadia Rossi al servizio, riceve Bellini. Buona fin dal lato di Petrucciello. 20 pari. Pari, Carlotta Petrucciello al servizio, battuto su Foscari, difende, errore di Bonetti e scusate di Bonafini, scusate, 21-20. Scusate, Cornelli, Pucinic, Vincent, pari. Servizio di Pucinic adesso per la Rotoblas. Impegno in rete. 22-21. Guglielmi Anica al servizio adesso per Busnago. In vantaggio la Dolcos. Servizio di Guglielmi. Su Bellini che riceve Bonafini. Livia Tresoldi. Sì. 22 pari. 22 pari. Livia Tresoldi, autrice dell'ultimo punto al servizio. Punto al servizio. Erba. Bonetti in pallonetto. 23-22. Beatrice Erba al servizio. Pucini che difende, riceve. Bellini con le mani che però difendono. Pistocchi. Bonetti difende. Pierobon, Bonafini dal lato di Bellini. Difende ancora Cornelli. Sempre Bonetti ad attaccare. Pucinic a difendere. Bonafini al Petrucciello. Ancora difende. Difende ancora Pierobon. Bonafini. Bellini. Bellini. Ball. Petrucciello ad attaccare. Difende ancora Cornelli. Erba. Attenzione, pallonetto, salva Bellini. Pierobon e Petrucciello, volevo dire. Pucinic per il pallonetto. L'attacco, stavolta si chiude l'attacco. 24-22, set ball per Dolcos. Busnago. Set ball per Beatrice Erba con la palla set per portarsi su 2-1. Bellini. Raffini. Bellini ad attaccare, difende. Cornelli, Erba. Bonetti per chiudere. Difende però con Pucinic la Rotoblas. Bellini ad attaccare, Murone di Penzio. 25-22. 2-1 per la Dolcos, che adesso conduce la partita per 2-1. Andiamo con gli sponsor e torniamo per il quarto set.
over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you. Allora, dopo una battaglia durissima, a vincere il terzo set è stata la Dolcos, che si porta su 2-1, 25-22. Allora, i punti di squadra ve li elenco subito. 5 punti per Bellini, 4 punti per Pucnik, 3 per Deval, 3 Soldi e Petrussiello. 18 punti totali, 7 errori, scusate, 18 punti nostri, 4 punti su errore delle avversarie. Lato Brusnago, 5 punti Fenzio, 3 punti per Bonetti e Rossi, 2 per Guglielmi e Cornelli. E 15 punti di squadra, 10 su errore. Ace vincente di Livia Tresoldi. Olivia Foscari, attacco velocissimo di Nadia Rossi, 1 pari. Bonetti al servizio, con Leoni, lei è Nadia, l'altra è fa tutto il servizio di Bonetti. Bonafini, Bellini, auto l'attacco di Bellini, vantaggio Busnago 2-1. Servizio su Deval, Bonafini,
Bellini, Murata. Difende Petruzziello. Bonafini, lato Petruzziello. Difende la numero 12 aveva difeso. Piero Bon difende dal lato nostro. Bellini in pallonetto. E ancora difende Erba. E numero vincente! Monster Block. Numero vincente! Monster Block. Una bella bomba di disinnescato. Bella bomba di disinnescato. Pallonetto. Petruzziello difende. Però Puccini che deve concedere una free ball. Erba. Attacco è a muro unico. C'entra l'attacco di Cornelli. Con 4 set di ritardo arrivano gli ultra da parte di Butinago, che sono stato nella loro postazione prima perché ero curioso di vedere la loro attrezzatura. Servizio su Piero Bon. Bonafini, lato di Bellini. Bellini che si è un po' spenta. C'è bisogno di ritrovare i suoi punti. Out l'attacco di Cornelli. Prepari. Servizio di Bellini out. 4-3. Nadia Rota il servizio. Riceve Bellini. Bonafini. Petruzziello vincente. 4 pari. Jessica De Vala al servizio. Tutto De Val su Bonetti. Mamma mia che bomba di Cornelli, però rivolve la Erba. 5-4. Attacco di prima intenzione di Erba. Vale. Di nuovo il vantaggio per la Dortos. Camilla Cornelli al servizio. Carlotta Petruzziello in servizio. Oddio. Scusate l'attacco vincente di Guglielmi. 6-5. Dovete chiedere. Vi chiedo umilmente scusa, ma qua il libro lo continuano a cambiare, quindi vado sempre in tilt se è Foscari o Pistocchi. Era Foscari prima. Di Guglielmi. Bellini riceve. Bonafini. Livia. Out. 7-5. Doppio vantaggio per la Dortos. Vediamo il servizio di Annika Guglielmi. Servizio su Piero Bon. Bellini. Puccini prende Guglielmi. Erba. Attacco di Ponte vincente. 8-5 il punteggio. Time out per la Rotoblat. Andiamo con gli sponsor. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira.
La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Nuovo in diretta, palla Busnago. 8-5 il punteggio a favore della Dolcos. Volley Busnago che sta anche vincendo il match per 2-1. Allora, che fosse una partita difficile lo sapevamo. Guglielmi, servizio, out. 8. Caterina Pucinic al servizio. Pucinic. Late. Caterina Pucinic 7-8. No, attenzione, altro hit. 8 pari. Pari, cambio per la Dolcos. Tommaso prende il posto di la Cornelli. Ancora Pucinic al servizio. Attenzione. E fiscata. Azione di quarto tocco. Palese. Palese 9-8. 9-8. Nuovo vantaggio per la Rotoblast. Pucinic. Su Bonetti, Erba. Bonetti ad attaccare. L'ausilio del muro. Piero Bon difende. Bellini, pallonetto vincente. 18. Time out per Mauro Motta. Sponsor. Via sulle mani, vogliamo un pareggio, però dobbiamo ricordarci che nella volle, come diceva una canzone di Giovanni Tede, si perde e non si pareggia. In ufficiale la partita di volley di la Serie A femminile. Pucinic al servizio. Erba. Attacco. Ah, ci ha provato Piero Bon, però l'attacco di poi non è un nome neanche scritto qua. Ah, Penzio. A te perché? Perché aveva un nome un po' lungo, sembrava Bizzarri, mi sembrava Nezio. Servizio di Beatrice Erba. Fini. Livia. Niente, tocca a muro, 10 pari. Beatrice Erba al servizio. Out il servizio. 11-10.
servizio. Attenzione, Erba. Nadia Rossi riceve Puccinic. Free ball però. Erba. Da lato. Fallo doppia. Fischiata la doppia. 12-10. È andata anche bene perché stava mettendo un attacco. Perché stava mettendo un attacco in una zona in cui c'era solo una giocatrice a murare. Ancora Livia Tresoldi al servizio. Livia Tresoldi battuto il servizio. Arriva l'Elite! 13-10. Livia Tresoldi al servizio. Tutto. Stavolta è out. 11-13. Attenzione, doppio cambio. Camilla Cornelli riprende il posto in campo al posto di Nadia Di Tommaso. Erika Bonetti al servizio. Attenzione, Bellini. Bonafini. Petruzziello difende Bonetti. Erba. Muro! Monster block, monster block, monster. Muro vincente, 14-11. Bonafini. Bonafini. Nasri si ritorce contro 12-14. Servizio di Penzio out. 15-12. Bellini il servizio. Ace! Alice Bellini. Sedici a 12. Ancora Bellini al servizio. Su Bonetti. Erba dal lato. Bonafini difende. Bellini ad attaccare. Serve su Bonetti. Erba dal lato di Nadia Rossi. Muro di De Val! Muro di De Val! Monster block. Time out. Torniamo tra poco con gli sponsor. Esempio. 17-12. Allora Palabusnago, 13ª giornata di recupero, Serie B1 girone B, Rotoblas Volano Volley, al momento in vantaggio di 17-12 sul campo della Dolfo Volley Busnago. Bellini in servizio. Passata in mezzo alle mani di De Valle e Petruzzielli, poi sulla rete. 13-17. Servizio Nadia Rossi. Piero Bon. Muro. Bonafini, attenzione. Attenzione.
Pallonetto. Petruziello dall'altra parte. Però anche la Dolcos dall'altra parte. Bonafini. Petruziello ad attaccare. Bonetti a difendere. Nadia Rossi free ball. Piero Bon. Bonafini. Centro di Bellini. Out. Out. Non c'è il tocco. 14-17. Servizio ancora di Nadia Rossi. Bonafini. Pucinic. Attenzione. Out l'attacco. 18-14. Cornelli out. Più 4. Ma tanto stai parlando, quindi non... Jessica De Valle al servizio. Bonetti. Foscari. In mezzo alle mani di Piero e Petruziello. 15-18. Più 3. Sempre Rotoblas. Cornelli al servizio. Piero Bon riceve. Buona. Netta l'invasione. 18-16. Chiamerà il suo time out. No. Servizio adesso nelle mani di Cornelli. Battuto su Bellini. Piero Bon. Bellini però non attacca, free ball. Erba. Busnago con l'occasione di accorciare con Guglielmi. Altro punticino rosicchiato. 17-18. Time out per Luca Parlatini. Da adesso gioca a carte scoperte. Noi con gli sponsor. Risveglio. Tornano i colori, i profumi, i suoni, la luce. Finalmente primavera. Respira. Sei in Trentino. Eccoci di nuovo in diretta dal Palaburnago. Un solo punto a separare le due formazioni. Camilla Cornelli al servizio. La Rotoblas non ha altra scelta, deve assolutamente vincere questo quarto set per portare al tie break e per almeno prendersi anche un punticino che in classifica potrebbe mettere, non dico quasi in cassaforte la salvezza, però che ci potrebbe aiutare ad avvicinarci di più a questo sogno. Ancora Camilla Cornelli al servizio. Battuto al servizio Pucinic. Bonafini. Petruziello. Sì, vincente. 19-18. Nuovo in vantaggio la Rotoblast. Doppio cambio per la Rotoblast. Civetta prende il posto di Carlotta Petruziello. Rosita Civetta. E Plerona Tascioli prende il posto di Aurora Bonafini. Quindi palleggiatore per opposto per palleggiatore. Servizio di Rosita Civetta per la Rotoblas. Attenzione, free ball per la Rotoblas. Civetta. Pucinic difende. Foscari. Pallonetto. Muro vincente di Livia. 20-18. Monster block.
il servizio di Rosito Civetta, out. 19-20. Servizio di Guglielmi su Piero Bon. Civetta. Che va ad attaccare free ball per la Dolcos. E sbaglia l'attacco. Un errore di Bonetti. 21-19, clamoroso errore. Un attacco che sembrava a tutti gli effetti molto facile, invece a tutta potenza l'ha sparato contro il nastro, che però gli ha rispedito indietro il proiettile. Caterina Pucinic al servizio. Tutto Foscari, attacco, out, sì, out l'attacco di Fenzio, 22-19. Caterina Pucinic al servizio. Battuto il servizio su Cornelli. L'attacco, oh, attenzione, free ball. Bonetti ad attaccare, difende ancora Piero Bon. Civetta, Bellini in difficoltà questo attacco, peccato. Dal lato, pallonetto di Nadia Rossi, ancora Piero Bon, peccato. 20-22. Cavolo, un altro miracolo di Piero Bon. Si spegne sul nastro, peccato. Beatrice Erba al servizio. Bellini riceve. Civetta. Mamma mia, errore al palleggio. 21-22. Cambio per entra Zonta ed esce di Tommaso. No, scusate, Bonetti. E dal lato Rotoblas cambi di nuovo. Petruziello per Civetta e Bonafini per Tasciolli. Allora ci siamo. Beatrice Erba al servizio per Busnago. Piero Bon. Bellini difende Pistocchi. Bellini pallonetto. Oh, Vincente. 23-21. Livia Tressoldi al servizio. Servizio di Livia. Oh, attenzione, per poco non si trasformava in un ace. Pallonetto. Mani out. 22-23. Allora, tutto il servizio. Pucinic a ricevere, Bonafini, Petruziello. Sì! Petruziello 24-22, match. That ball Rotoblas. Aurora Bonafini al servizio. Due palle set per portarla almeno al tie break e un punticino a casa. Bonafini. Stocchi, Erba. Out! Out! E 25-22! E andiamo al tie break! E noi però andiamo con gli sponsor! E poi a questo infernale tie break! Does the beat take you over? You just can't breathe.
Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the take you. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you, take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you, take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you, take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you, take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Siamo ragazzi, signore e signori, quinto e ultimo set di questa lunghissima partita. Se siete appena rientrati nelle vostre case, dite a tutti i vostri amici di sintonizzarsi su Volano Volley Channel, perché adesso o mai più è l'ultima occasione per vedere la Rotblast, perché dopo, detta così, la partita sarà finita. Non ci saranno altri set. Che lo vinca la Dolcos o che la vinca la Rotblast. Primo servizio del quinto set. È il tie break, gentili ascoltatori. È nelle mani di Aurora Bonafini. 25-22. Finito il quarto set. Allora, i punti di squadra: Deval 2, Bonafini 1, 3 soldi 4, 2 Pucinic, 3 Petrusiello, 3 Bellini. 15 punti di squadra, 10 su errore. Muro? Muro vincente. E lato Budnago 4 punti Cornelli, 1 Erba, 1 Fenzio, 1 Bonetti, 3 Nadia Rossi, 2 Guglielmi. 12 punti di squadra, 10 errori. Praticamente questo set, grazie all'aiuto di Andrea Zeni, sono 10 errori per squadra nell'ultimo set. Bonafini ancora lei al servizio. Foscari, Erba dal lato. Attenzione, Bonafini si deve impegnare, però Petrusiello deve concedere una free ball. Bellini 2-0. 2-0. Bonafini al servizio. Oh, attenzione, Bonafini a momenti. Attacco difeso da Piero Bon con l'ausilio del muro. Petrusiello 3-0. Petrusiello
3-0 Petruziello. Che al momento, aspetta che faccio... Ancora Bonafini al servizio. Servizio su Cornelli. Attacco di Nadia Rossi, difeso da Bonafini e Piero Bon. Bellini! 4-0! 4-0! 4-0! 4-0. E pronto il time out per Mario Motta. Andiamo con gli sponsor. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Allora, ho fatto un breve calcolo di punti sulla top score di questa partita. Al momento è con 16 punti Bellini, 15 Petruziello. E la terza che al momento completa il podio, escludendo i punti del tie break, dovrebbe essere Tre Soldi con 5, 8, 3, 11 e anche Tre Soldi 15 punti, quindi 16, 15, 15. Pallonetto, Petruziello salva, però Bellini deve concedere una free ball. Erba. Oh! Prende il controtempo. Penzio. 5-0 Rotblast. 5-0 Rotblast. Bonafini al servizio. Ancora lei. 5-0 Rotblast. Stavolta è out. 1-5 adesso. Primo punto anche per la Dolcos in questo tie break. Servizio di Donta. Bellini chiede il tocco che non c'è. 2-5. Dobbiamo stare attenti a questi errori perché siamo nel set decisivo. Ancora Sara Zonta al servizio. Battuto servizio. Pucini che la tocca e arriva l'Ace. 3-5 il punteggio. Ora sarà Zonda, ma mi sa che Luca chiamerà il time out. Infatti è così. Pausa sponsor, torniamo tra poco. Eccoci, diretta di nuovo. 3-5 il punteggio al Palavutnago. Allora, intanto che sta per battere il servizio Sara Zonta, vi informo che la prossima partita sarà mercoledì alle ore 19:30 all'Arena Biancorossa contro il Bedisole Volley. Recupereremo la 17ª giornata. Petruziello punto vincente 6-3. Quindi mi raccomando, cercate di esserci perché dopo ci sarà la pausa dovuta alla pausa pasquale. Bellini sul servizio. Tutto era sul Foscari. 4-6 l'attacco vincente, una vera bomba che neanche Piero Bona è riuscito a disinnescare. Servizio di Penzio. Petruziello out. 5-6, meno 1 adesso.
Aspiterina, stavamo conducendo con un vantaggio di 5 punti, adesso ne è soltanto uno. Penzio. E adesso addirittura parità, arriva l'Ace. Doppio Penzio. 6 pari adesso. Ricordiamo, chi non sapesse le regole, che il tie break si concluderà al punto numero 15, eventuali vantaggi. Petruzziello, attacco abbastanza telefonato. Attenzione dall'altra parte. Bonafini che difende. Piero Bon dal lato di Pucnik, che attacca. Attenzione. Vincente. 7-6 il punteggio. Pucnik. Pronta De Valle, la nostra capitana al servizio. Jessica De Val battuto il suo servizio su Zonta. Attacco. Vincente. Nadia Rossi. 14. Seta pari, scusate. Allora, siccome non ci sarà il cambio campo, direi che col prossimo punto non ci sarà neanche. Si continuerà a proseguire la partita senza neanche i 30 secondi di cambio. Allora, servizio Nadia Rossi, l'autrice dell'ultimo punto. Out. 8-7. Allora, Carlotta Petruzziello. Carlotta Petruzziello. Servizio battuto su Zonta. Erba. Attacco difeso da Bonafini. Bellini in bagger per Pucnik. Pucnik attacca. Pucnik 2 volte. 1 punto Rotoblat. 9 punti a 7. Ancora Carlotta Petruzziello al servizio. Battuto su Zonta. Beatrice Erba a palleggiare. Murata. Attenzione però, free ball per la Rotoblas. Bonafini. Pucnik. Murata 2. Attenzione Livia. In bagger. Però Berlini non attacca. Erba dal lato. Attenzione. Petruzziello. Si deve tuffare Bellini. Scusate, Bonafini per palleggiare. Dall'altro lato pallonetto. Pucini che difende. Bonafini. Lato Bellini. Difende però. Foscari. Bellini ancora difende. Bonafini. Lato Petruzziello. Carlotta Petruzziello. Time out. Andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dal Palabudnago, 10-7 il punteggio. Dopo chiedo a Andrea tramite il suo tie break qua i punti del quinto set, che così vi dico in diretta quanti sono stati i punti delle 3 top score, che dopo vedrete comunque anche sui social domani mattina. Pucnik 17. Dopo ve li leggi qua i punti di squadra, ok? E i punti fatti dalle faccio il conteggio. Allora, cambio. Esce Camilla Cornelli ed entra Nadia Di Tommaso per Busnago. 11-7 al Palabusnago. Torna Carlotta Petruzziello. Battuto il servizio su Zonta. Erba. Lato di Di Tommaso. Deviata dal muro. Petruzziello a difendere. Pucnik. Murato. Bucato il muro. 12-7.
più 5 Rotoblat, meno 3 alla fine della partita. E Michele Bocchi, non ti arrabbiare perché l'ho detto. Petruziello, Erba, lato di Tommaso Muratta, la linea 3 saldi! Monster 3-17, meno 2 Rotoblat. Cambio. Francesca Crippa prende il posto di Guglielmi, numero 18. Carlotta Petruziello, meno 2. Meno 2 Rotoblat. Dalla vittoria Petruziello, attenzione. Foscari. L'attacco subito, Muratta però nella metà campo di Trento difende Pucnik. Bellini. E andiamo al match ball adesso. 14-7. 7 palle match per portarsi a casa questa partita, che sarebbe la quarta consecutiva. Battuto, out. 8-14 adesso, ancora match ball per la Rotoblat. Nadia Di Tommaso al servizio. Luca può ancora usare un time out, vi ricordo. Nadia Di Tommaso, Pucini che riceve Bonafini. 3 soldi per chiudere. Difende. Attenzione, out! E finisce qui! La Rotoblat Volano Volley vince in rimonta per 3-2 e salgono a 4 le vittorie consecutive per la Rotoblat Volano Volley, che meritatamente, dopo tanti errori però con grande caparbietà, conquista la vittoria di questa partita sofferta. Io sono veramente senza voce, però è una gran gioia commentare questa squadra anche nelle difficoltà. Grazie. Allora aspettiamo che Andrea Zeni mi manda il tabellino ufficiale. Allora sono rimasto ai 15 punti di Trestoldi e Petruziello, ai 16 di Bellini. Allora io direi, io guardando i punti che ha fatto Livia Trestoldi contro due schiacciatrici opposte come Petruziello, se i punti non sono stati troppo lontani, direi che la MVP di oggi è Livia Trestoldi. Adesso riuscirà fuori la carta e Andrea, dica a Romano di fermare Livia con l'intervista. Allora aspettiamo di vedere i punteggi. Allora vediamo il punto, che mi sta uscendo la stampa, quindi fra un attimo ve lo dico. Ok, allora top score della partita è Alice Bellini con 18 punti e 19 punti, Petruziello 18, 16 punti Livia Trestoldi, MVP oggi Livia Trestoldi. Direi che possiamo chiudere qui questa diretta. Allora, grazie ad Andrea Zeni che mi ha dato il tabellino dei punti subito in tempo reale. Vi ricordo che domani mattina uscirà comunque il post Gamer Cup sui social. Allora, adesso stiamo per chiudere la nostra diretta del coro. Allora, ringraziamo Andrea Zeni, il nostro scoutman, Fabrizio Saba e Alan Berloff, i nostri registi. Da Lorenzo Minacapelli è tutto. E da Lorenzo Minacapelli è tutto. A tutti voi l'augurio di una serena notte. E ci rivediamo mercoledì sera all'Arena Bianco ore 19:30 con Beni Sole. Buona serata a tutti. Sigla finale. Trovo, aspetta. Sigla finale. Boh, fermami la linea.